Questa iniziativa, come vedete, è andata in base ad una legge regionale, è stato un referendum consultivo, la legge numero 20, che prevede la raccolta di 10.000 firme. Donna Paola. No, io cominciavo e siamo andati a 10.000 firme fissate dalla cittadinanza. Io termino questa mia presentazione e passo subito la parola a Franca Frigau, che sarà la prima firmataria del referendum. Sì, come già... Questa era appena a fianco, così. Sì, come già annunciato il segretario Bustiano Compostu, 10.000 firme servivano. Noi oggi ne consegneremo circa 16.000. Il ruolo di Sardegna Nazione in questa fase qual è stato? È stato semplicemente quello di aver concretizzato quello che era un bisogno ed una necessità di un popolo che urla il proprio diritto alla sovranità e che solo attraverso il diritto al riconoscimento alla sovranità si rende quindi direttamente protagonista di quello che è in questo momento la dichiarazione di un forte dissenso a questa nuova imposizione, a questa nuova servitù che ci vogliono imporre. Sardegna Nazione quindi cosa ha fatto? Ha concretizzato questo bisogno e questa necessità fornendo al popolo stesso uno strumento sano, pulito, civile e democratico quale è quello del referendum. Riconoscersi come protagonisti di un diritto quale è quello della sovranità, automaticamente, come dicevo, il popolo si esprime direttamente. Diciamo no a questa ulteriore servitù, perché essere sovrani significa anche essere consapevoli, essere responsabili di tutelare un popolo, di tutelare la generazione di oggi e quella futura, di tutelare un territorio e di avere anche eventualmente il diritto di poter scegliere qual è la forma giusta per poter gestire il territorio, le nostre risorse e anche le risorse umane. La Sardegna ha già dato tanto e sta pagando purtroppo per scelte scellerate che ci sono state imposte. Vogliamo ricordare le scelte scellerate di un'industrializzazione che niente ha avuto a che fare con il territorio sardo e che niente ha a che fare tutt'oggi. Di scelte scellerate per quanto riguarda le servitù militari, voglio precisare e ricordare che il territorio sardo è occupato al 70% militarmente. E non solo il territorio, perché anche il cielo in Sardegna è Sardegna, i controlli avvengono anche dall'alto. Avvengono prove di ogni genere per quanto riguarda le armi. E cosa significa questo? Che il nostro territorio così facendo è deturpato, ma è anche impossibilitato non solo oggi di essere risorsa, ma è anche in un futuro, perché purtroppo sappiamo tutti che cosa avviene con gli esperimenti che avvengono di ogni genere, uranio impoverito e tante altre questioni. Adesso no a questa nuova servitù, no al nucleare. Molti paesi europei hanno già avviato una politica di smaltimento perché non è stata riconosciuta come fonte energetica sicura per quanto riguarda il discorso economico e tantomeno per quanto riguarda il discorso della sanità, dal punto di vista delle malattie. Hanno comunque un problema di smaltimento con scorie e anche quella un costo. Allora, analizziamo tutte quante queste cose. La Sardegna non ha sicuramente bisogno di ulteriori fonti di energia, esporta energia. Il discorso scorie non dobbiamo diventare la pattumiera di mezza Europa e su questo ci opporremo sicuramente ancora prima che vengano edificate le centrali nucleari. Il problema scorie sarà quello da prendere seriamente in considerazione. Detto questo, il riconoscimento principale va comunque a tutte le persone
per presentare questo referendum. Che cosa significa questo? Che la Sardegna, il popolo sardo, si è reso finalmente conto che ha un potere e che questo potere lo può esercitare. Quindi l'essere sovrani in questa terra ci permette comunque di gestire quello che è il nostro futuro, e di eventualmente contrastare quello che non va presente. Impediamo che nuovi baroni passino ulteriormente nella nostra terra e decidere per noi quello che è bene o quello che è male e decidere loro per noi di che morte dobbiamo morire. Passo la parola adesso al secondo firmatario della presentazione.